Ripartenza vogliosa e lenta nelle città calabresi. La protesta dei ristoratori a Cosenza. Rifiuti, Reggio e Cosenza in tilt. San Giovanni in Fiore parte coi test. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, una giornata molto particolare, quella di oggi, caratterizzata da paura però anche da entusiasmo per la ripartenza, le nuove abitudini per lo shopping sicuro. I commercianti hanno rialzato le saracinesche per accogliere i clienti, entusiasmo e voglia di fare da parte degli esercenti che sperano di rimettersi presto in carreggiata e superare la crisi. Vediamo. Per un po' di tempo, speriamo che sia il più breve possibile, dovremmo abituarci a immagini come queste: la rilevazione della temperatura all'ingresso dei negozi e la sanificazione immediata dei capi di abbigliamento. Sono alcuni gli accorgimenti previsti o consigliati per la riapertura degli esercizi commerciali che hanno alzato le saracinesche questa mattina dopo 69 giorni di chiusura in virtù del DPCM che ha allentato e di molto le misure imposte dal lockdown. Finalmente è come il primo giorno di scuola, siamo felicissimi di riniziare. Sono stati 2 mesi di stop abbastanza... ci hanno messo un po' in crisi, però dai, siamo fiduciosi, vediamo in questi giorni come andrà a finire. Bisogna vedere anche se il nostro settore è un pochettino, avremo delle perdite rispetto a altri settori, però dai, siamo felici così. La ripartenza attesa e per certi versi temuta. Tutto dovrà svolgersi con la massima cautela, rispettando regole e limiti, un regime che inciderà sulle vendite, così come probabilmente le difficoltà economiche dei clienti, in molti casi alle prese con sussidi e cassa integrazione che arrivano con il contagocce. Il corso è più frequentato del solito, non tutti i negozi hanno ripreso l'attività, per accedere in qualche caso bisogna fare la fila, quel che è certo è che i negozianti ci mettono impegno ed entusiasmo. Emozionante, siamo felici, carichi, contenti, a disposizione, col sorriso sempre e speriamo buon lavoro per tutti. A Catanzaro non tutti i commercianti hanno deciso di riaprire in questa nuova fase. I ristoratori si attrezzano per le norme. Tutti lamentano di essere stati abbandonati dallo Stato e dalla politica regionale. Vediamo. Così, uno là, qua niente. Qua sono 70 centimetri. Con il metro in mano per vedere quali saranno effettivamente le distanze fra i commensali e fra una postazione e l'altra, in questa attività commerciale di Catanzaro hanno dovuto ridurre drasticamente il numero di coperti e lamentano il mancato aiuto da Stato e Regione. Purtroppo ci sono state tante parole, vi diamo 2.000 euro a fondo perduto, gli affitti non verranno pagati, i 600 euro, gli 800 euro, fatto sta che non ci è arrivato niente in nessun conto corrente bancario, né dalla regione e né a livello nazionale. Per cui chi riuscirà ad aprire lo aprirà solamente con le sue forze, questo è il problema. I debiti li abbiamo accumulati, già ne avevamo prima noi perché comunque avevamo appena aperto, giusto 3 mesi prima del lockdown. La situazione è abbastanza tragica. Adesso stiamo sistemando i tavoli, praticamente in un tavolo dove io prima mettevo 5 persone, ne posso mettere 2/3. Noi in una serata potevamo fare il locale piccolo, 25-30 coperti, quindi già non tantissimi. Attualmente ne potremmo fare una decina, 12. A meno che non li facciamo alzare dopo un'ora e gli diciamo andatevene che faccio sedere gli altri, ma non è una cosa certo carina, non è nello spirito di un locale mettere fretta ai commensali oppure continuare a dirgli mettiti la mascherina, tieniti i guanti, non è una cosa che ai ristoratori piace fare, insomma. Qui c'è un'area di convivialità, nascono per fare assembramento i ristoranti. Riaperture nel segno dell'incertezza dunque. Alcuni hanno preferito tenere ancora abbassate le serrande, viste le linee guida stringenti e i dubbi fra i commercianti restano. Mi auguro una grande ripresa, una grande rinascita, perché l'unica forza che abbiamo è in noi stessi, visto che siamo stati abbandonati da tutte le istituzioni, dal governo e da tutto. Mi auguro veramente una rinascita positiva e questa è una bella sfida e mi auguro che tutto presto torni alla normalità. Timidi segnali di riapertura dunque anche in Calabria. I commercianti di ogni settore ripetono come un mantra lo stesso copione, si sentono soli, abbandonati, ma quello che non manca è la volontà e la voglia di rialzarsi. È molto difficile, dopo 2 mesi di chiusura ricominciare.
c'è molta paura, molta ansia, ma anche tanto coraggio. Ci è rimasto solo questo, il coraggio di riniziare, di attenerci alle regole che sappiamo che dobbiamo seguire, ma dipende tutto da noi, siamo stati lasciati soli. Ma oggi è stato anche il giorno delle proteste in Piazza dei Bruzzi a Cosenza. Ristoratori e imprenditori in un grido d'allarme chiedono aiutateci a ripartire. Vediamo. Ristoratori in piazza oggi a Cosenza, già perché per loro la ripartenza è tutta in salita. I fondi promessi, spiegano, non sono mai arrivati e le domande per ottenere liquidità sono state rigettate. Esercenti del settore della ristorazione e fornitori hanno inscenato un sit-in davanti Palazzo dei Bruzzi. Il settore è stato duramente colpito dalle chiusure imposte dalla pandemia e le perdite sono state ingenti. Noi abbiamo perso il 95% del fatturato. Chiediamo un ristoro per le mensilità dei fitti. Chiediamo un aiuto da parte del Comune agli spazi che già si è attivato e un aiuto per le bollette. Tutti i ristoratori che sono qua perché non vogliono aprire? Perché io farò il 20% di quello che facevo prima con il 100% delle spese che avevo prima e quindi io sono morto da oggi. Per ripartire i ristoratori hanno bisogno di liquidità. I finanziamenti previsti dal decreto del governo non arrivano, così come non sono mai arrivati i 2.000 euro a fondo perduto annunciati dalla Presidente Santelli. 3 mesi che non incassano un centesimo, cassa integrazione che non si vede neanche l'ombra di un centesimo. Ci dicono di riaprire come? Se in 3 mesi non abbiamo incassato un euro per sostenere spese per acquistare attrezzature per la sanificazione, guanti e mascherine. E noi abbiamo molte strutture sulla fascia ionica, quindi ci preoccupiamo un po' e siamo rappresentanti di chef di cucina che vuole il suo posto di lavoro. Sentiamo alla televisione tutti questi soldi, parlano di soldi, di euro, quanti mila euro. Ma dove andranno a finire questi soldi? Una delegazione ha incontrato il sindaco Chiuto, il quale ha accolto le richieste dei ristoratori. Noi per quanto ci riguarda siamo non solo solidali, siamo anche vicini. Io avevo fatto già richieste in questo senso anche alla Regione Calabria, anche in ambito ANCI al Governo nazionale per dare questo sostegno prima, diciamo, di un fondo perduto iniziale alle attività per la ripartenza, ma poi anche con tutto quello che noi possiamo fare. Avevamo già per esempio previsto la possibilità di utilizzare gratuitamente lo spazio pubblico perché le attività oggi devono favorire questi spazi all'aperto. Poi c'è stata anche una norma nazionale che ha successivamente previsto questo, quindi noi quello che potremmo fare lo faremo molto volentieri. I promotori dell'iniziativa chiedono adesso un incontro con la governatrice Santelli. Insomma, il disagio economico si tocca davvero diffusamente con mano nella nostra regione. Non è il solo problema, i rifiuti è un altro emergenza con cui stiamo facendo i conti in queste settimane. Cominciamo da Cosenza perché mezzi in fila per conferire rifiuti nell'impianto di Calabria Maceri arrende il limite di 200 tonnellate al giorno da trattare per limitare la quantità di scarti da portare nella discarica di San Giovanni in Fiore, l'unica in grado in questo momento di supportare il territorio. Vediamo. Dalle 5 del mattino in fila i camion dei comuni cosentini e delle ditte che si occupano della raccolta dei rifiuti. 70 mezzi sono presentati in via Marco Polo a Contrada Lecco di Rende per conferire il proprio carico nell'impianto della Calabria Maceri. Delle 680 tonnellate tra indifferenziato e organico che l'impianto può ricevere quando lavora a pieno regime, anche oggi se ne sarebbero potute accettare solo 200, equamente suddivise, ma già alle 14 si era sforato il limite. L'emergenza rifiuti è causata soprattutto dalle difficoltà di portare in discarica o al termovalorizzatore gli scarti da lavorazione, visto che al momento l'unica strada percorribile per i rifiuti della provincia di Cosenza è quella che porta alla discarica di San Giovanni in Fiore. Quella di Cassano è inutilizzabile, così come il termovalorizzatore di Gioia Tauro, fermo per manutenzione. Sarà difficile perciò che le strade dei grandi centri siano completamente ripulite nel breve periodo. I conferimenti sono consentiti in rapporto alle grandezze dei comuni, ma i rifiuti accumulati sono troppi per gli standard attuali. Servono soluzioni alternative e definitive, il prima possibile, un nuovo impianto e una discarica di servizio. E per fortuna la stragrande maggioranza dei comuni ha adottato il sistema della raccolta differenziata che consente di diminuire le quantità di residuo e quindi di scarto
smaltimento da conferire in discarica. Un esempio, da 250 tonnellate di organico, dopo la lavorazione, resta soltanto il 30% da smaltire, ossia circa 70 tonnellate, e poi c'è la carta, il vetro, la plastica e i metalli. E sempre sul fronte dei rifiuti, protesta oggi a Reggio Calabria dei sindaci della città metropolitana dinanzi Palazzo Campanella. Chiedono un intervento da parte della Regione. Vediamo. Sit-in di protesta davanti al Consiglio regionale della Calabria di alcuni sindaci della provincia di Reggio, capitanati dal primo cittadino metropolitano Giuseppe Falcomatà, per sollecitare immediate soluzioni rispetto alla problematica dei rifiuti. Come si sa, l'impossibilità di conferimento dei rifiuti raccolti per il blocco degli impianti che hanno raggiunto il livello massimo di ricettività sta creando gravi disagi nell'area del Reggino e nel capoluogo stesso. Cumuli di rifiuti ovunque che formano vere e proprie colline di plastica talvolta maleodorante. L'emergenza c'è, quindi bisogna far presto affinché si evitino problemi anche di ordine pubblico. Già qualche sintomo di intolleranza si è registrato. Quella di oggi una protesta pacifica ma determinata, come spiega il sindaco Falcomatà. Purtroppo quando alle richieste di incontri, alle richieste di risposte, alle richieste credo legittime da parte dei sindaci che rappresentano il territorio e le comunità di interlocuzione con la Regione Calabria non risponde nessuno, e allora purtroppo l'unico modo per farsi sentire è quello di incontrarci qui in maniera pacifica e aspettare che qualcuno ci dia delle risposte. Qui ci sono in rappresentanza della città metropolitana tutti i sindaci. Noi sindaci per definizione ci assumiamo le responsabilità anche oltre quelli che sono i nostri compiti e le nostre competenze, ma in questa situazione noi purtroppo di responsabilità non ce ne possiamo assumere, perché ad oggi l'unico soggetto che può decidere come sbloccare la situazione e quando sbloccare la situazione è la Regione Calabria. Il problema è che noi non sappiamo né quando e né dove, e questo qualcuno prima o poi ce lo dovrà dire. Siamo al bollettino regionale, ai dati ufficiali della Regione Calabria, secondo giorno senza nessun contagio nella nostra regione. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 54.333 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.151, 0 contagi rispetto a ieri, quelle negative sono 53.182. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 36 in reparto, 1 in rianimazione, 35 in isolamento domiciliare, 109 guariti, 33 deceduti; Cosenza 8 in reparto, 193 in isolamento domiciliare, 232 guariti, 34 deceduti; Reggio Calabria 7 in reparto, 1 in rianimazione, 69 in isolamento domiciliare, 178 guariti, 17 deceduti; Crotone 2 in reparto, 21 in isolamento domiciliare, 88 guariti, 6 deceduti; Vibo Valentia 28 in isolamento domiciliare, 48 guariti, 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.856, così distribuiti: Cosenza 2.415, Crotone 2.601, Catanzaro 2.477, Vibo Valentia 688, Reggio Calabria 2.675. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 304 in più. Quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 152 in più, per un totale di 456. Oggi inizia una nuova fase per la Calabria e per tutta l'Italia, una fase che dovrà essere contrassegnata dalla voglia di ripartire, ma anche da un grande senso di responsabilità individuale e collettivo. Così Iole Santelli, presidente della Regione Calabria, in un messaggio ai calabresi. Le regole post-lockdown non rispettate dalla Movida di Santa Teresa. Siamo a Cosenza. Il comitato ci ha inviato
inviato un video dove i ragazzi non rispettano il distanziamento e non portano i dispositivi di protezione individuale. Vediamo. Non è bastato l'intervento delle forze dell'ordine per far rispettare le regole in fase 2 alla Movida. Il comitato Santa Teresa a Cosenza ci ha inviato un video in cui sono ripresi giovani di ogni età che non rispettano il distanziamento sociale e soprattutto non indossano i dispositivi di sicurezza personali. Il comitato si dice preoccupato non solo di ciò che può accadere in questa, chiamiamola, fase 3, sia per quanto riguarda i contagi che per lo svago e il divertimento fra i giovani che, favoriti dalle temperature estive, sono invogliati a riprendere le vecchie abitudini. Quello che temono è che Cosenza possa diventare nel giro di poche settimane zona rossa con un ritorno al lockdown. Il comitato chiede l'intervento degli organi competenti e controlli più stringenti per evitare una seconda ondata di contagi. La denuncia del consigliere regionale Graziano Di Natale al nostro TG, lui dice stop ai tamponi per chi rientra, si sono fermati, non si fanno più, vediamo perché. Le stazioni e gli aeroporti presidiati dai sanitari per consentire ai calabresi rientrati da fuori regione di potersi sottoporre a tampone, prassi non obbligatoria che ha consentito però il monitoraggio dello stato di salute delle persone e al contempo il contenimento del virus. Su 4.000 tamponi eseguiti su corregionali rientrati, solo 15 sono risultati positivi. Oggi è il consigliere regionale di Io Resto in Calabria, Graziano Di Natale, però a denunciare la difficoltà nell'effettuare i tamponi. Il dato importante è che ad oggi non vengono più effettuati tamponi per chi arriva nella nostra regione. Non è la sola criticità, c'è da registrare infatti anche lo stop delle attività del personale 118 sul Tirreno. Il personale del 118, almeno mi riferisco a quello del Tirreno cosentino, da oggi non effettuerà più i tamponi perché lamenta il mancato pagamento di quello che è il lavoro arretrato per la professionalità esplicitata nel periodo dell'emergenza. Per cui io ritengo che se bisogna continuare a guardare i dati positivi così come le stiamo facendo e vedendo in questi giorni, è necessario comunque la ripresa dei controlli nei punti nevralgici, vale a dire le stazioni ferroviarie, l'aeroporto, insomma i punti di arrivo nella nostra regione. E dal Tirreno ci spostiamo in Sila, San Giovanni in Piore, restiamo nella provincia di Cosenza perché la città di Gioacchino, la città della Sila, è stata individuata come una delle città, sono 97 in tutta Italia, in cui saranno sperimentati i test sierologici. Vediamo. San Giovanni in Fiore, isola felice, nessun positivo al Covid nella fase 1, la fase dell'emergenza. Il comune silano, insieme ad altri 97 municipi calabresi, 37 quelli in provincia di Cosenza, è stato scelto per la verifica dei test sierologici in tutto il territorio nazionale. Nella città florense saranno 60 i cittadini scelti e contattati dal Ministero della Salute tra i 150.000 italiani che faranno parte della prima campagna di sperimentazione. I test effettuati sul territorio silano saranno uno screening utile per capire se il Covid-19 abbia circolato nella città di Gioacchino. Stiamo aspettando i tecnici del Ministero affinché inizino questa sperimentazione. Per noi è un fatto importante, anche perché la nostra città, ringraziando il cielo, ha avuto i contagi zero. Quindi questa fase è importante per dare un significato a questa nostra fase 1 che si è chiusa e che si è aperta alla nuova. Quindi tanta gente si è detta disponibile, ci sono tante persone, tanti concittadini che si sono già offerti per essere sottoposti a questo test sierologico. Tutto è pronto dunque, assicura il sindaco. Stiamo aspettando solo le notizie finali e le linee guida da parte del Ministero. Noi siamo pronti, abbiamo le strutture per poterli ospitare, che è il nostro ospedale o anche
il palazzetto dello sport qualora dovesse servire, e quindi saremo a completa disposizione del Ministero per offrire la nostra collaborazione. La Regione si attiva sul fronte del welfare con alcuni servizi ai comuni. Vediamo. Cambia radicalmente la riforma del welfare varata dalla precedente giunta regionale sul finire della passata legislatura. A sottolinearlo l'assessore al welfare Gianluca Gallo, che ha deliberato il trasferimento di oltre 10 milioni di euro destinati al finanziamento delle spese per le prestazioni socio-assistenziali. Abbiamo deciso come giunta regionale di trasferire ai comuni le risorse che saranno trasferite a brevissimo per convenzionare i comuni, e quindi i comuni capiambito e non più la regione, le strutture che operano sul territorio. 25 milioni di euro per buoni spesa alle famiglie calabresi, i primi 10 con delibera di giunta in questi giorni e con decreto che verrà approvato saranno trasferiti ai comuni calabresi per le famiglie meno abbienti. Il 5% di queste somme saranno destinate alle famiglie con disabili. 3 milioni e mezzo sono stati destinati alla platea dei lavoratori in mobilità dimenticati dal governo. 3 milioni di euro sono stati destinati alle famiglie che hanno figli universitari fuori sede sia in Calabria sia al di fuori del territorio regionale. 5 milioni di euro per l'acquisto di tablet che le scuole con il contributo della regione acquisteranno e daranno ai ragazzi appartenenti a famiglie con minori disponibilità e che hanno diritto comunque a seguire le lezioni online che si sono svolte in questi mesi. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Persistono condizioni di tempo stabile con clima caldo per il periodo. Solo da mercoledì è atteso un crollo delle temperature. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo nuvoloso per gran parte della giornata, possibilità di piovaschi isolati sul Cosentino, in particolare durante le ore pomeridiane su area del Pollino e Sila. Dal pomeriggio sera nuovo aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici, dove si verificheranno isolati piovaschi, mentre sul resto della Calabria si avranno ampie schiarite. Temperature in calo sui versanti tirrenici, ma sarà ancora una giornata con valori di temperatura oltre le medie. Domani mari mossi con venti che spireranno dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno e di direzione meridionale sul Mar Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia, Michele Cava in messa in onda, Giuseppe Costanzo.